Domenica 21 ottobre è stato riaperto al pubblico, dopo circa 5 anni, il bosco ottocentesco di Albisopoli, una frazione del comune di Fossalta di Portogruaro. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Fossalta, Paolo Anastasia, ed altre autorità civili del territorio. Tra queste anche l'onorevole Rodolfo Viola, del Partito Democratico, il quale, al termine della visita al parco, ci ha concesso la seguente intervista riguardante il futuro assetto degli ospedali del Veneto orientale. Dicono che adesso vogliono ridurre i reparti a Portogruaro e a San Donà di Piave per una questione di riorganizzazione della sanità. Ma più che di una riduzione si parla di quel progetto che sta da molto tempo, cioè quello di definire alcune specialità nei due sedi ospedaliere, per cui ci sarà alcune specialità a San Donà e alcune specialità a Porto, considerato quasi come fosse un ospedale unico. Io penso che su questo noi dobbiamo attrezzarci, cioè cominciare a considerare effettivamente il territorio come unico e pensare quali sono le specialità che ai singoli territori sono più funzionali rispetto alle esigenze anche dei cittadini. Posso interrompere un secondo? Io ho letto sulla stampa che siccome a Portogruaro la specialità sarebbe chirurgia, tutto ciò che ha a che fare con la chirurgia dovrebbe rimanere a Portogruaro, mentre in Potrebbe essere medicina... qualcosa del genere, sì, io adesso non conosco bene la scheda, dobbiamo vederle perché le stanno producendo in queste ore e dobbiamo leggerle, però ha ragione, cioè di fatto vorrebbe dire avere la rianimazione a Portogruaro, vorrebbe dire alcune specialità legate alla chirurgia, mentre a San Donà ci sarebbero più alcune specialità legate alla medicina, ma questo va visto. Io penso che ci sia da fare un confronto sul territorio e poi da fare un altro lavoro che ancora oggi non è stato fatto, e io penso che i sindaci se lo devono intestare, che è, come dire, la mobilità nel territorio, perché è chiaro che un cittadino di Portogruaro che dovrà andare a San Donà e viceversa deve potersi muovere con una certa facilità, cosa che oggi è difficile perché la distanza tra le due realtà è una distanza in termini chilometrici non gigantesca, ma in termini di tempo molto molto lunga. Perché noi abbiamo anche qui nel portoghese la forte concorrenza delle strutture sanitarie del Friuli, Pordenone. A sentire Pordenone loro hanno il problema con noi, quindi c'è una fuga reciproca, però è vero, se noi attrezziamo dal punto di vista specialistico le strutture, quindi se il Portogruaro diventa un'eccellenza per alcune cose, è evidente che la mobilità delle persone rispetto ai poli ospedalieri sarà sempre maggiore. Qui si tratta invece di portare specialità forti, non lasciare tutto in questa specie di deriva di qualità più bassa a cui abbiamo assistito in questi anni. L'ultima cosa, il punto nascita, hanno detto che vorrebbero, dicono voci così, però non c'è nulla di ufficiale, vorrebbero chiudere il punto nascite di Portogruaro, lasciare aperto solo quello di San Donà di Piave, perché emerge di nuovo la solita questione che un punto nascite, se non supera i 1000 parti, 800 parti all'anno, non è redditivo, insomma. Beh, questa è una delle ipotesi, è chiaro che bisognerebbe spostare tutto di qua e qui ci gioca sempre il richiamo delle strutture ospedaliere dei centri vicini. San Donà, Treviso da questo punto di vista che gioca molto a favore di quel territorio o a sfavore del fatto che noi concentriamo tutto su Portogruaro. Il punto è questo, cioè se noi centriamo tutto a Portogruaro probabilmente Portogruaro non regge come punto nascite spostando San Donà, nel senso che i cittadini di San Donà non verrebbero qua a Portogruaro? Probabilmente andrebbero come quelli di Portogruaro nel momento in cui andassero a Pordenone, però non farebbero morire San Donà. Qui si tratta di guardare un po' i dati statistici, ma questa è l'ipotesi su cui si sta ragionando. Quindi bisogna attrezzarsi a rivedere la cosa. Bisogna avere i numeri, i dati statistici anche delle fughe, cioè quanta possibilità hanno i cittadini di San Donà di spostarsi a Treviso e quanto quelli di Portogruaro in termini numerici, quindi il famoso bacino di utenza. Con i numeri e poi pensare che naturalmente è chiaro che per un cittadino di Portogruaro pensare di andare a San Donà facendo 40 km, andare a Pordenone facendone 30 di autostrada è probabilmente più facile andare a Pordenone, questo è facilmente con due strutture, tra l'altro un policlinico e un ospedale civile. Ecco, questo è il punto su cui si sta ragionando, bisogna trovare la soluzione che in termini di costi e di efficienza, come dire, è più plausibile per tutto il territorio, magari rinforzando altre ipotesi sul bacino di Portogruaro. Ma lei teme che questa accelerazione nella riorganizzazione sanitaria dipende anche dai tagli imposti dal governo Monti? Sì, cioè erano cose che dovevamo fare anche prima, oggi i tagli rendono la cosa ineludibile.
Perché dicono sono fatti tagli lineari da parte del governo e non valutano molto le regioni o le strutture, quelle più virtuose da quelle questo invece... Questo è un limite che purtroppo dobbiamo riscontrare, cioè si sono fatti tagli da noi come in Sicilia e probabilmente lì c'è da tagliare molto di più.